Che cosa ci insegnano i graffiti di Venezia su una città della cui storia pensavamo di conoscere tutto o quasi? I graffiti di Venezia ci offrono una visione e una prospettiva del tutto inedita. È come se la storia venisse riscritta dal basso e annullasse la linea del tempo, perché ciò che ha scritto una persona, un veneziano, un viaggiatore di 4, 5, 600 anni fa, noi lo possiamo leggere. Ed è come se lui l'avesse scritto pochi istanti fa e noi assistessimo a questo gesto che ci narra di una Venezia popolare ma anche elevata, che ci narra delle lezioni di un doge così come di una carcerazione, che ci narra la cronaca di una esecuzione o ci lascia tracce infinite di disegni, volti, figure umane, oggetti o croci che sono devozione e superstizione. Una cosa importante, questo non deve essere un incoraggiamento per chi oggi voglia deturpare i monumenti, insomma, c'è graffito e graffito. Noi ci siamo concentrati esclusivamente sui graffiti antichi, ponendo come limite lo stesso che è quello di 70 anni che ci si pone quando si deve vincolare un bene. Alcune scritte ci ricordano anche il periodo del risorgimento della Repubblica di Venezia. Assolutamente, è stato un momento pazzesco e importantissimo per l'Europa ma per la città. Ne troviamo traccia in più luoghi della città ma in particolar modo qui a San Marco. Noi abbiamo evidenza di cronaca che queste scritte comparvero in quei giorni. Peraltro il Café Florian, dove se ne trova la maggior parte, fu il quartier generale dei rivoltosi, luogo dove fin dalle prime ore del 22 marzo 1848 i feriti furono portati. Le autorità austriache non cancellavano, o meglio coprivano, e ciò che fu allora coperto oggi per fortuna è tornato alla luce. Ci sono dei graffiti che in qualche modo sono legati a Richard Wagner, che proprio a Venezia è morto. In che modo? Richard Wagner muore a Venezia, sceglie di morire a Venezia e un graffito che più o meno direttamente lo riguarda parla proprio di morte, perché è una croce con un piccolo teschio, uno dei vari memento mori che è possibile ritrovare in città, che si trova sotto il portico di Palazzo Ducale accanto alla panca che era la sua panca. Nel senso che Richard Wagner, che qui in piazza aveva dei luoghi prediletti, il Caffè L'Avena che lo ricorda, aveva quella panca di Palazzo Ducale sulla quale si sedeva. Cosima, la moglie, ne scrive un amico che lui passava delle ore lì ed era felicissimo perché diceva di sentirsi come Hegel sui Volsci, no? Un luogo in cui lui riposava, gli passava davanti il mondo e nessuno lo riconosceva.